Che dire, abbiamo visto 4-5 ragazzi che avevano ricevuto colpi d'arma da fuoco, un ragazzo non poteva più muovere la mano in quanto era stato vittima di violenze durante la permanenza in Libia, un altro che ci ha colpito molto, un ragazzo che ha quasi perso la vista in quanto è stato tenuto al buio per circa un anno, quindi ha bisogno urgente di cure mediche e anche psicologiche perché questo ha avuto ovviamente un impatto e un forte disagio. E poi disturbi anche post-traumatici da stress, attacchi di panico, quindi diciamo considerato che stiamo parlando di appunto categoria vulnerabili, minorenni, abbiamo trovato alcune brutte situazioni e quindi ci immaginiamo probabilmente che le situazioni dei rimanenti 150 a bordo possa essere ancora peggiori in quanto appunto maggiorenni, in genere i maggiorenni o comunque gli adulti e le donne che sono rimasti in genere sono vittime di violenze e altri tipi di maltrattamenti più dei minori in media. Abbiamo saputo che il PM Patronaggio è salito a bordo della nave proprio per sollecitare poi lo sbarco dei minori e ha definito devastante la situazione rilevata. Di che cosa c'è stretto bisogno al momento per un soccorso invece adeguato? Ma questo insomma è quello che cerchiamo di dire ormai da qualche giorno. In realtà l'hanno anche riportato i ragazzini che sono sbarcati ieri sera, molto preoccupati di coloro che rimanevano a bordo, in quanto ovviamente non essendo la nave attrezzata ma non hanno le possibilità di lavarsi o di raggiungere un livello di igiene adeguato, infatti ci sono casi di scabbia e altro tipo di problematiche legate alla mancanza di igiene, ma ci sono problemi anche di nutrizione perché nonostante ovviamente il cibo venga fornito anche da terra sulla nave, però ovviamente il livello di nutrizione da quello che riportavano ieri i minorenni e si vedeva evidentemente anche su di loro, alcuni di loro erano veramente magri, molto denutriti si vedeva e anche a bordo hanno bisogno assolutamente di una nutrizione diciamo migliore, di igiene, di potersi lavare, potersi riposare, quindi è diciamo inaudito che continuino a stare lì sulla nave.